Vi ringrazio per essere qua, ringrazio i nostri relatori che sono il procuratore della Repubblica di Genova, il dottor Michele Di Lecce, che è tra gli autori del libro che presentiamo stasera, e il procuratore capo Alberto Lari. Poi ringrazio tutte le autorità presenti, cercherò di leggere il mio elenco: il prefetto, il dottor Valerio Massimo Romeo, il signor questore Giuseppe Felice Peritore, il comandante dei carabinieri, il colonnello Marco Morganti, il colonnello della Guardia di Finanza Michele Pagnotta, mi manca il dottor Gatto della prefettura, forse c'è, non so. È venuto il prefetto e lui doveva venire, ma poi non... il capitano, va bene, scusate, io sbaglio sempre, ho cercato di fare un elenco serio e sincero, della Capitaneria di Porto, il capitano di fregata Carlo Labua e il presidente del Consiglio Comunale Cagnolo. Ringrazio poi per la sua partecipazione questa sera, perché per noi è un onore, specialmente in questi giorni che ci preparano al 21 marzo, perché funziona questo? Sì. Perché come sapete l'Associazione Libera prepara ogni anno per il giorno 21 di marzo il giorno della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie. È un momento solenne molto importante per la nostra associazione, perché vogliamo in questa giornata del 21 marzo ricordare tutte le vittime innocenti, dal più importante magistrato, procuratore, rappresentante delle forze dell'ordine, a quelli meno noti, meno importanti, fino anche ai bambini che sono stati uccisi dalle mafie, e ce ne sono tanti, sono più di 100, e li ricordiamo tutti. Abbiamo un elenco di più di 1000 nomi che leggiamo solennemente. Quest'anno saremo a Milano il giorno del 21 marzo e poi mi fa piacere dire che ci saranno molte scuole della provincia che si sono organizzate autonomamente, perché quest'anno noi il 21 siamo su, per leggere i nomi delle vittime innocenti delle mafie, il che vuol dire, e li ringrazio, tutti i nostri volontari che lavorano con noi nelle scuole e che in questi anni hanno portato sia la memoria e l'impegno per le vittime innocenti, sia l'educazione alla legalità e alla cittadinanza nelle scuole. E quindi quando le scuole si organizzano da sole vuol dire che abbiamo seminato bene e ci dà grande soddisfazione. Sempre sul tema delle vittime innocenti delle mafie voglio ringraziare per la sua presenza, perché per noi è un grande onore, Maria Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, che è qui con noi stasera con la figlia, che ci fa onore di essere ad accompagnare la mamma. E sono contenta perché Maria Rosaria ci è molto vicina e ci segue molto, specialmente negli interventi che facciamo con i ragazzi, perché è diventata anche lei un punto di riferimento e sa con la sua sensibilità dire parole importanti per la loro formazione, perché noi di Libera Imperia da anni ormai e molto assiduamente ci diamo da fare perché le nuove generazioni crescano magari meglio della nostra e abbiano una maggiore sensibilità, perché ci teniamo proprio a questo, e gli insegnanti fanno già tantissimo. Guardate, nelle scuole, io giro tanto nelle scuole, trovo tanto impegno da parte di tutti, però noi cerchiamo di dar loro una bella mano. Stasera presentiamo questo libro che è un insieme di relazioni e di studi di importanti figure dell'antimafia nella nostra regione, e tra questi chiaramente il dottor Michele Di Lecce, che si è occupato dei vari processi in tutto questo periodo, è certamente una persona di grande competenza e preparazione, e devo dire che sia nella volta in cui siamo andati a Camporosso con quell'incontro con tanti cittadini, e quando a Imperia facevamo molte più attività nelle università
per l'educazione alla legalità e alla cittadinanza aveva fatto un bellissimo intervento il 21 marzo del 2017, quando avevamo avuto 3.000 studenti sui giardini del porto nuovo, insomma come vogliamo anche il parco urbano, e era stata una bellissima manifestazione. Poi nel pomeriggio il dottor Di Lecce aveva spiegato molto bene quale fosse la situazione in Liguria e nella nostra provincia. Prima di passare loro la parola mi prendo ancora un minuto o due per parlare di 3 vittime di mafia che sono state uccise, una nell'82, una nell'83 e una nell'85, quindi tempi piuttosto lontani. Per loro c'è stato il maxi processo allestito da Falcone e Borsellino, che ricordiamo chiaramente con tutti gli altri che sono morti uccisi dalla mafia. Allora il generale Dalla Chiesa disse una cosa molto importante che io porto sempre con me quando vado nelle scuole, la voglio leggere a voi, perché disse: certo che possiamo sconfiggere le mafie, bisogna che lo Stato affermi come diritto ciò che i mafiosi elargiscono come favori. Ecco, quindi importante, perché Dalla Chiesa fu ucciso prestissimo quando andrò a Palermo, in un attentato terribile dove fu uccisa anche la moglie. Era molto deciso e determinato e sapeva bene che dove ci sono i favori non ci sono i diritti. Più favori ci sono, meno diritti ci sono, e questo è importante che ce lo ricordiamo tutti, perché a volte magari ci sembra che il favore ci aiuti. Il favore aiuta noi, ma pian piano distrugge la società. Rocco Chinnici fu il capo del pool di Palermo e disse un'altra cosa che per noi è molto importante: la mia fiducia è nelle nuove generazioni, e noi anche lavoriamo per questo, i giovani, nel fatto che i giovani si ribellano. E poi ancora vi leggo una frase di Ninni Cassarà, che a me è molto caro, perché noi parliamo spesso nelle scuole di Saverio Antiochia, che era la mamma di Roberto Antiochia, quel poliziotto che era in ferie e andò ugualmente a fare da scorta a Ninni Cassarà perché temeva per lui. E Ninni Cassarà disse una frase molto importante: noi non siamo come loro. Ecco, questo mi sembra, a volte mi fa venire un po' i brividi, perché quando facciamo le nostre scelte dobbiamo sempre e comunque essere responsabili, un po' come diceva Kant, pensando che questa potrebbe essere una norma per tutti. Ragioniamo un attimo se quello che facciamo noi può andare bene, se lo fanno anche gli altri nella nostra società. Una parola in breve sui beni confiscati, perché i beni confiscati fanno sì che, se noi riusciamo a restituirli e a impegnarli socialmente, fanno sì che le mafie restituiscano il maltolto. E quindi ancora una volta rinnoviamo il nostro impegno su questo argomento. Diceva Saverio Antiochia: è ormai coscienza diffusa che la forza della mafia è fuori dalla mafia e le organizzazioni criminali potranno essere sconfitte solo con l'azione coerente e incisiva di tutte le forze politiche e sociali del nostro Paese. Questo è importante perché dobbiamo, quando si tratta delle mafie, finalmente arrivare al noi, perché l'individualismo, le lotte singoli non servono, bisogna mettersi insieme, trovare un modo per combatterle. Grazie.